Ghost and the Wine, Mario, siamo in uno dei territori più rock della Toscana, anzi del mondo. Decisamente. Dove siamo? L'Hard Rock Caffè di Firenze, No, dove siamo qui? Pitigliano. Ecco, è per lì che dicevo rock. Perché è rock Sì, Pitigliano? Pitigliano è rock perché sono 3000 anni che fanno viticoltura, c'è un territorio fantastico che un secolo fa era conosciuto a livello mondiale e diciamo negli ultimi 100 anni è andato un po' in decadenza, però la qualità rimane. La qualità rimane dei produttori. Quando si parla, no, ci si riempie di bocca di mineralità, sapidità, salinità. Lì sta di casa. Lì tufo, maggiormente è tufo, sabbie vulcaniche, travertino, dunque abbiamo una geologia che fa invidia anche all'Alsazia, diciamo, no? Ecco, appunto, quindi vulcanico, un Sì, territorio sì, vulcanico. sì. E nei vini come si traduce? Cioè, come possiamo sentire questa scossa rock nei vini? Salinità, acidità, anche se questi sono vini che fanno malolattica, mantengono sempre, è un'acidità morbida, ma l'acidità c'è. E poi c'è un discorso di autoctono toscano che ora uno lo va a cercare nel vermettino e invece Però, storicamente Pirigliano tra Procanico e i Nocchianelli, che sono dei vitigni autoctoni piriglianesi che sono in fase di riscoperta, e diciamo che c'è tanto da... E poi non c'è bisogno né di barricche né niente, acciaio, trasparenza, mineralità allo stato puro, non c'ha bisogno di migliorativi, capito? No, Questo è un vino che suo. questo è un vino che è fatto con anidride solfurosa e basta, con poca anidride solfurosa, pestato con i piedi per un'emergenza che abbiamo avuto nel 2023. Però non ha un difetto, non ha un problema, tutte fermentazioni spontanee, sia alcolica che diretto, malolattica. Sì. diretto come rock.